Torniamo in diretta a questa edizione straordinaria, quasi alle 10 ore di diretta. Vediamo immagini in diretta di Nicoletta Rizzetto. Questo è il motoscafo con a bordo l'ingegnere Dattilo, il governatore Luca Zaia, Ilaria. Ma il Premier è a bordo? Non riesco a capire se il Premier Giuseppe Conte è a bordo di quel motoscafo, Ilaria, che è dietro di voi. No, però non sentiamo il microfono. Non c'è. Ho capito cosa vuoi dire, ma Claudio, Nico. Ecco, vai. Adesso dovreste sentirci. No, di nuovo. No, non ti sentiamo di nuovo, ma non importa. Se può Nicoletta restare con le immagini sul motoscafo mentre vi avvicinate appunto al... Sentite? Ora sì, restiamo con le immagini sul motoscafo dietro di voi, Ilaria. Sì, allora non c'è il Premier Conte, sto rispondendo alla tua domanda perché ha qualche minuto di ritardo e quindi proprio per questo motivo stiamo facendo insieme, come vedi, al motoscafo che è dietro di noi, quindi con il governatore Zaia, la protezione civile e i vigili del fuoco, parte dell'entourage anche della regione, un giro tra le calli. Stiamo cercando di raggiungere in qualche modo anche la zona di San Marco E quindi per vedere anche com'è la situazione. C'è un bel po' di tempo allora. Sì, ci vuole un bel po' di tempo, non tantissimo perché c'è qualche minuto di ritardo, però quello che ti volevo dire è che il Premier Conte non è qui con noi. E quindi non è arrivato alle 16:30 come previsto. Allora, continuiamo a seguire anche, raccontaci tu se vuoi questo viaggio, questo sopralluogo. Sì. Che state documentando, poi casomai ci sposteremo da Filippo Fois. Ferdinando, allora, siamo qui insieme a me c'è l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacina, eccoci qui. Allora, assessore, com'è la situazione al momento? Al momento c'è una tregua nel tempo, però da questa sera inizierà di nuovo il maltempo, sono attese precipitazioni nevose in montagna anche copiose e sono attese in pianura precipitazioni che a tratti possono essere intense. Per questa sera, questa notte è attesa un'altra alta marea più bassa rispetto a quella di ieri sera, quindi la situazione è sotto monitoraggio. Poi ci sono una tregua e poi di nuovo ancora fenomeni di precipitazioni copiose sia in montagna che in pianura, soprattutto in montagna e pedemontana, però con un innalzamento dello zero termico e quindi parte della neve che è caduta in queste ore si scioglierà e quindi andrà a sommarsi alla pioggia che cadrà. Ecco, l'arrivo così immediato, insomma, da ieri sera a oggi del Premier Conte è significativo? Ma io credo che Venezia sia, insomma, già di per sé è la più bella città del mondo e quindi è chiaro che l'attenzione del governo deve esserci ed è positivo che il Premier Conte sia qui, venga qui a Venezia. E quello che è successo ieri sera è una cosa assolutamente eccezionale, esiste solo un caso in cui la marea è stata più alta e risale al 1966 per soli 7 centimetri, quindi quello che è successo ieri è veramente una cosa eccezionale, per cui l'attenzione del governo era auspicabile e siamo contenti che sarà presente il Premier Conte perché veramente qui la situazione è stata complicata da gestire e i danni sono rilevantissimi. Basti pensare che per esempio fra i vari danni, oltre purtroppo a un decesso, c'è stato anche un incendio qui a Venezia che ha interessato un museo, una struttura museale con danni al patrimonio artistico. Ma poi basta pensare anche alla Basilica di San Marco che è stata sommersa dall'acqua, la cripta totalmente allagata, insomma una serie di danni notevolissimi oltre ai danni, quelli come dire al patrimonio normale, anche al patrimonio artistico. Venezia ovviamente è una città, un museo e quindi qualsiasi danno poi si ripercuote anche in questi termini. Su Pellestrina c'è ancora la situazione più delicata perché si sta cercando di liberare dall'acqua l'isola, non è semplice, però insomma ringrazio tutti i soccorritori, i vigili del fuoco, volontari della protezione civile che hanno
corso per tutta la notte, fin da ieri, insomma, quando erano stati preallertati, e tuttora sono in campo. Assessore, abbiamo detto una condizione rarissima quella che si è verificata qui a Venezia con questa commissione di venti, insomma oltre le previsioni. L'anno scorso, diceva il governatore Zaia, abbiamo praticamente sfiorato la tempesta perfetta, non c'è tregua, siamo di nuovo qui a distanza di un anno ancora a dover agire, intervenire, a lottare con il maltempo. Purtroppo questi fenomeni così importanti, così intensi, sono sempre più frequenti, e devo dire che questa ne è la riprova. L'anno scorso abbiamo avuto l'uragano Vaia, ma poi insomma, negli ultimi anni ce ne sono stati diversi, e quindi vuol dire che ci sono dei cambiamenti climatici con cui dobbiamo fare i conti necessariamente. È il clima che si sta ribellando. Ma il clima sta cambiando, noi dobbiamo farci fronte in due modi: dal punto di vista passivo, cercando di limitare i danni che possono essere prodotti da questi eventi sempre più intensi, e dall'altro cercando di prevenire. Ecco, questa mattina il sindaco Brugnaro ha detto che bisogna essere tutti uniti. Abbiamo visto che così sta facendo il territorio, dalla regione al comune, protezione civile, insomma anche il SUEM, insomma l'Ulstre stessa, tutti insieme per combattere. Ma sì, diciamo che di fronte alle emergenze siamo sempre tutti insieme. L'unità di crisi era stata convocata già ieri, ma già da una settimana si stava ragionando con tutti i soggetti del cosiddetto sistema della protezione civile, che è molto complesso, che comprende i sindaci, comprende i prefetti, comprende i presidenti delle province, comprende il presidente della giunta regionale, che è autorità di protezione civile, le strutture statali, quindi le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, tutto il sistema del volontariato, insomma tutto il sistema si sta muovendo e si muove sempre tutto in maniera unita. Non c'è dubbio che poi di fronte a un evento che investe Venezia è chiaro che questo diventa ancora più come dire, naturale oltre che doveroso. Assessore, non è l'unica ad essere stata colpita a Venezia, abbiamo seri problemi anche sul litorale. Abbiamo grossi problemi sul litorale, anche Chioggia ricordiamo che è stata allagata da oltre 1,90 m d'acqua, ricordiamo che abbiamo avuto problemi per il vento anche nella provincia di Treviso, anche in altre realtà, e poi c'è tutta la parte che riguarda il delta del Po, e quindi anche la provincia di Rovigo è stata interessata, per cui è un'emergenza che ha riguardato parecchi comuni. Ovvio che su Venezia c'è l'attenzione di tutti, però ci sono anche altri comuni che hanno avuto problemi. Ecco, il sindaco Brugnaro ha sottolineato più e più volte, no, questi 20 centimetri, se ci fosse stato il Mose questi 20 centimetri non avrebbero creato questo problema. Le opinioni di Brugnaro io non le discuto, per cui non entro nel merito. Però possiamo entrare nel merito del Mose, insomma quest'opera è ancora lì. Ma guardi, è una struttura statale, sottolineo questo, è una struttura statale gestita dallo Stato. Io in questo momento non so se degnamente o indegnamente rappresento la Regione, quindi non entro nel merito delle opere realizzate da altri enti. Ecco Ferdinando, l'assessore Bottacin è stato molto chiaro. Chiarissimo. Senti, è sicuro che non sia il Premier Conte non sia a bordo dell'altro motoscafo, vero? Lo conferma anche Bottacin? Certo, sì. Guarda, te lo confermo, mi chiedono se gli confermiamo da studio che non c'è il Premier Conte nell'altro motoscafo. Non c'è il Premier Conte nell'altro motoscafo oltre al Presidente Zaia c'è il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Borrelli, c'è il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ingegner Fabio Dattilo, c'è il Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto e Trentino Alto Adige, l'Ingegner Munaro, e non c'è il Premier Conte, mi spiace ma deve ancora arrivare. Ferdinando, te lo confermo perché ho visto tutte le persone che sono salite, per cui lui non c'era. Ilaria, torniamo da voi tra pochi minuti, tu puoi continuare a raccontarci. Allora sì. Se possiamo ci spostiamo da Filippo Fois, sì. Intanto vi faccio vedere l'apertura di Repubblica, proprio perché il tema, lo dicevamo da stamattina, che se non abbiamo avuto il tempo, è nazionale. Guardate l'apertura con le immagini della cripta della Basilica di San Marco. Conte a Venezia, una situazione drammatica, è emergenza, arrivata un'altra marea, una vittima, il sindaco dice e il Mose, e questa appunto l'apocalisse descritta su Repubblica. Guardate con ampia dovizia di particolari nei video, i tantissimi che abbiamo visto tutti in mattinata. Pellestrina, la vedete che i vigili del fuoco hanno ripreso dall'alto,
l'hotel Gritti che facemmo vedere questa mattina, la bussola che era trasformata in una piscina che tratteneva solo in parte l'acqua che poi ha invaso, lo vedete, l'ingresso dell'hotel Gritti. Allora, se Filippo è pronto, mi dite? No, non ancora. Non ancora, allora torniamo da lui, anche perché poi proviamo a fare un giro velocissimo anche con Lorenzo Maier per alcuni aggiornamenti. Qui mi arriva aggiornamenti dalla Laguna, vediamo qui se c'è. Ok. Il disastro su tutti i media internazionali, li abbiamo fatti vedere alcuni in parte, l'inondazione a Venezia, il cambiamento climatico, titolo di apertura della BBC, insomma li abbiamo raccontati da CNN, eccetera, eccetera. Baretta, domani provvedimenti a sostegno, per finire il Mose, il sottosegretario, domani il Consiglio dei Ministri esaminerà un provvedimento a sostegno di Venezia colpita dal maltempo, lo ha detto il sottosegretario all'economia di Venezia, dell'economia Pierpaolo Baretta, a margine di un convegno organizzato da Itinerari Previdenziali, va completato il più rapidamente possibile il Mose in maniera tale che ci sia questo ulteriore elemento di difesa. Allora, subito Filippo Fois. Eccoci, siamo in compagnia di Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Venezia. Voi come PD vi siete mossi immediatamente chiedendo che la prima cosa a cui bisogna pensare sono i veneziani. Sì, certo, ovviamente chiediamo fin da subito che vengano sospese tutte le imposte e tariffe, insomma, del comune alle persone che hanno subito dei danni, alle famiglie, alle attività commerciali, eccetera. Il sindaco l'ha chiesto e anche noi facciamo un appello ovviamente a Conte, insomma, e ai ministri perché venga ovviamente dichiarato lo stato di calamità, assolutamente. Già i nostri parlamentari a livello ovviamente nazionale si sono mossi per chiedere già delle risorse con la prossima finanziaria per Venezia e per questa situazione. Ovviamente il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a tutti quelli che hanno subito perdite, danni che sono assolutamente ingenti. Sappiamo, insomma, è evidente la situazione straordinaria che si è creata, la seconda acqua alta, devastante, ecco, per la città di Venezia. Se ne esce solo con il Mose? Guardate, il Mose è partito come un'opera fallimentare, 7 miliardi e non è ancora finito. Speriamo funzioni, nel senso che questa è l'unica speranza, ma ricordando, ecco, che quest'opera i veneziani non la volevano e che effettivamente dopo tanti anni e dopo i miliardi spesi continua a non servire purtroppo ancora per i veneziani. Ecco, di fronte all'emergenza è possibile che si formi quindi un fronte bipartisan in Consiglio Comunale? Beh, ma questo deve essere assolutamente, non ci devono essere questioni politiche o di parte, ecco, da questo punto di vista abbiamo anche chiesto alla Presidente se ci sono ovviamente le condizioni di convocare in questi giorni un Consiglio straordinario insieme al Sindaco per insieme chiedere al Governo tutto l'aiuto, insomma, ai veneziani. Già ovviamente ringraziando tutti i lavoratori del Comune, delle partecipate, ma anche i commercianti che in questi momenti, ecco, stanno cercando di rialzare, ecco, la città in queste situazioni assolutamente di terrore anche. Molti si aspettano anche un risarcimento, in pochi ci credono, devo dire la verità, che arrivi rapidamente, però in molti ci sperano. No, su questo faremo fronte compatto per chiedere interventi fin da subito. Appunto abbiamo già richiesto con i nostri parlamentari di inserirli subito a bilancio le risorse, ma deve essere una richiesta appunto bipartisan, accurata per una situazione assolutamente straordinaria. La questione importante è soprattutto quella di avere un occhio di riguardo su Venezia. Ovviamente questo non è un problema solo di Venezia, è una questione ovviamente anche nazionale ed è una questione anche mondiale. Vediamo gli effetti ovviamente dei cambiamenti climatici come incidono in una città preziosa e unica come Venezia, e su questo deve fare riflettere il mondo intero, non solamente qui. Grazie a Monica Sambo, vi restituiamo la linea. Se tu mi senti, volevo capire, riusciamo a fare quello che ti ho scritto? Cioè, sì. Perché giustamente una delle cose anche più eclatanti è l'incendio a Capesaro e quindi se riusciamo in qualche maniera, ti chiedo un altro miracolo a raggiungere per mostrare l'interno colpito da un incendio. Su Capesaro forse aveva qualche notizia anche Monica Sambo su Capesaro. Sì, ci è stato riferito che c'è stato ovviamente un cortocircuito al quadro elettrico e ovviamente, insomma, sono intervenuti i vigili ieri sera
Pare ci sia stato anche un mancamento, ecco, però su questo stiamo chiedendo ovviamente accertamenti di una persona, insomma, all'interno che stava lavorando. Non ho certezze, ecco, nel senso che per ora sono solo voci, chiederemo informazioni. Abbiamo incontrato poco fa anche dei lavoratori, ecco, che ci hanno detto che ovviamente l'acqua deve ancora scendere in alcune parti, ecco, di Capesaro, e che ovviamente sono stati chiusi i musei, insomma, oggi, e che stanno cercando di ristabilire, ecco, l'ordine. Per un quadro elettrico al primo piano non dove sono custodite le opere d'arte. No, sulle opere d'arte ci hanno Questo assicurato che non ci ridimensiona. sono danni, però insomma, è stato un cortocircuito come ce ne sono stati tanti, e tutta la zona vicino a Capesaro è rimasta purtroppo per molte ore, all'incirca 15, senza luce, quindi persone, famiglie, anziani senza riscaldamento e senza luce fino all'incirca l'ora di pranzo. Perfetto, grazie. Allora Monica Sambo, adesso vediamo se riusciamo a fare un salto anche noi. Grazie a Filippo Fois con Sandro Ponchio, Monica Sambo. Allora dicevamo, e ringraziamo per questo anche Riccardo che ci aiuta nel giro del mondo. Il CNN l'avevamo mostrato già questa mattina, ma titola "Un uomo muore a Venezia nel peggior inondazione degli ultimi 50 anni". E la città chiede lo stato d'emergenza. Questa la CNN, poi il Guardian mi pare, ed eccolo qua. Qui invece parla di 2 vittime nella peggiore inondazione degli ultimi 50 anni, anche qui la foto. Poi Libération in Francia, Venezia paralizzata per un'acqua alta, per l'acqua alta, e lo vedete. C'è un altro video invece, ringrazio Fabio, da Chioggia, scusate, nella notte. Lo vediamo insieme, vediamo se sentiamo anche l'audio, credo, di questo video. Fabri? E torniamo da Ilaria Marchiori quando possibile. Questa Chioggia, ci fanno sapere nel video, purtroppo l'acqua alta non rende immediatamente riconoscibile anche per noi. Sentite camminare nell'acqua, anche la fatica, no? La difficoltà che molti veneziani conoscono, anche i turisti ovviamente, ma che abbiamo visto nella fatica di Filippo Fois per l'intera mattina. Anche spostarsi in piazza San Marco era davvero complicato. Zona dei parcheggi blu completamente sott'acqua. Allora, c'era qualche altro video, casomai lo proponiamo, sempre Chioggia, eccolo qua. In teoria. Lorenzo, hai aggiornamenti da Pellestrina? Sì, buonasera. Qui tra un'ora arriverà il buio più o meno e c'è ancora l'acqua molto alta nelle case, quindi stanno lavorando in maniera incessante le persone che sono riuscite ad arrivare qui. Nel frattempo sono giunti in isola la vice sindaco Luciana Colle insieme agli assessori Zuini, Romano Omar, per fare il punto della situazione, ed è probabile che, vista la situazione di assoluta emergenza, verranno organizzate delle squadre notturne che lavoreranno tutta questa notte per cercare di liberare circa 1 migliaio di case che sono sott'acqua. Ma si pensa a qualche evacuazione, E questo bisognerà vedere anche le persone come possano accogliere un invito a lasciare le proprie abitazioni, perché come dicevamo da questa mattina tutti vogliono rimanere a casa per sorvegliare, per vigilare sulle loro cose. Chiaramente al momento ci sono molte stanze che sono delle case che sono irricevibili, che non possono accogliere le persone, per cui fra un'oretta circa verrà fatto un punto della situazione per capire dove eventualmente ricoverare queste persone. È stato allertato, come dicevamo, dalla municipalità del centro Morosini, che però è distante dall'isola circa una mezz'ora, perché bisogna prendere la linea 11 di trasporto pubblico, un tragitto in feribotto e poi arrivare a Reberoni, mentre i residenti qui difficilmente vogliono lasciare le loro case. Ci sono danni ingentissimi anche per i ristoranti, che molti di quali avevano finito la stagione ma che si sono ritrovati veramente con l'acqua che ha rovinato tutte le loro attrezzature, le cucine. Addirittura un ristoratore, come forse avete fatto vedere nelle ore scorse, ha detto che non riaprirà più perché è una situazione veramente di estrema difficoltà. Avete fatto vedere Venezia, dove per fortuna l'acqua
a Caratora, magari a Carate si sono ripresi i vaporetti, qui l'acqua è ancora molto molto alta sulle strade, ha coperto autovetture, cestini dei rifiuti, è tutto sommerso. Certo, certo. Allora Lorenzo, grazie davvero. Ricordiamo che anche lo stesso Patriarca durante la conferenza stampa di questa mattina ha detto come ci siano 70 posti immediatamente disponibili da Caritas e Seminario per accogliere eventuali famiglie, persone bisognose di un riparo per la notte. Grazie a Lorenzo Maier da Pellestrina, il cuore della crisi adesso ancora, tuttora. Ancora video da Chioggia, vediamo. Questa è la situazione. Ecco. Ragazzi, questa è la situazione. Rio Garibaldi. La paratia inutile. La paratia Siamo alla stessa altezza totalmente inutile, vedete? Bene, ma non benissimo. Stiamo attenti da che non buia. Ragazzi! Mamma mia. Mamma mia. Tac. Va bene, così ancora appunto, guardate anche il video dell'interno, guardate il video all'interno, totalmente allagato, tutto da buttare, questo lo sappiamo, l'abbiamo documentato più volte, ed è un bar, mi sembra di capire, qui si scavalca la paratia totalmente inutile, perché è un fiume in piena, lo abbiamo visto molto bene da queste immagini, grazie a Fabio Mason. Allora, Ilaria, torniamo da Ilaria a bordo del motoscafo, c'è anche l'ingegnere Munaro mi sembra con te, vai. Ferdinando, sì, esatto, siamo qui con Loris Munaro. Prima di cedergli la parola, volevo però farvi notare una cosa, perché dallo scenario apocalittico di ieri sera, di questa Venezia che era completamente allagata, quello che vedete alle mie spalle invece è lo scenario della Venezia da cartolina, che non possiamo non farvi vedere. Sì, splendido. Ed è quella Venezia unica di cui stavamo parlando questa mattina, quella Venezia speciale, che con questo tramonto, con questa visione che avete all'orizzonte, non può non accendere i cuori delle persone, lo state vedendo. E questa è la Venezia che va protetta, che va salvaguardata, come stiamo continuando a ripetere ormai da troppo tempo e come non mai questa mattina è stato detto. Ora appunto dicevamo, siamo insieme a Loris Munaro della Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco. Allora facciamo un focus sulla situazione mentre ci stiamo dirigendo in Piazza San Marco. Sì, ieri nel pomeriggio, visto le previsioni meteo, abbiamo aperto la sala operativa regionale perché era prevista un'attività che doveva interessare tutta la regione. Per fortuna la problematica si è concentrata su Venezia e la provincia di Treviso. Abbiamo impiegato oltre 200 uomini, gli interventi effettuati sono oltre 300. Con diverse caratterizzazioni. Provincia di Treviso abbiamo avuto danni da forte vento, con quindi alberi di vari con alberi abbattuti e ostruzioni alla viabilità, mentre sulla provincia di Venezia abbiamo avuto parecchi allegamenti ad azione del vento. Poi la città di Venezia, la parte storica, ha avuto tutta una sua problematica a sé stante che ci ha veramente preoccupato e che per fortuna questa sera si vede già la prima reazione con un ritorno alla vita normale. I danni però saranno notevoli e dovremo lavorare ancora parecchi giorni. Ecco, lei, insomma, la sua visione tecnica, quanto ci sarà da lavorare, quanto sono imponenti questi danni, soprattutto anche ai beni architettonici? C'è un aspetto di soccorso tecnico urgente, di ripristinare le attività essenziali, ad esempio negli alberghi per quanto ci riguarda, gli impianti idrici antincendio, alla Fenice ad esempio al teatro c'è un problema di impianto elettrico, quindi c'è un intervento di tipo tecnico immediato assolutamente da farsi. E poi ci sono i danni provocati dalla salsedine dell'acqua salata, che come si è visto e ha detto il Patriarca oggi, ad esempio nella Basilica di San Marco e in tutte le chiese di Venezia, senz'altro il danno profondo sarà notevole, e quindi va assolutamente prese le misure in questa fase per evitare che le conseguenze siano peggiori nel futuro. Ecco Munaro, questa mattina, anche se lo sapevamo già, il sindaco Brugnaro
ha evidenziato un aspetto: manca ancora mezza rete antincendio, ed è una questione che anche dai vigili del fuoco di Venezia è venuta fuori più e più volte. Venezia ha una sua tipicità che non consente l'avvicinamento in certe condizioni con la struttura urbanistica della città, con i mezzi tradizionali di soccorso antincendio, quindi la rete antincendio è sostitutiva a questo e più viene estesa su tutto il resto della città e delle isole comprese, facilita e tutela tutto il patrimonio importante, perché sappiamo che Venezia è vulnerabile all'incendio come lo era nel passato e quindi dobbiamo difenderla. Ringraziamo Loris Munaro. Come vedete in questo momento siamo arrivati anche in piazza San Marco, siamo fermi qui. Ecco, è probabile, non lo so ancora, ma è probabile che il presidente Zaia è probabile che il presidente Zaia voglia recarsi a San Marco, tutto questo sempre in attesa dell'arrivo del Premier Conte, che evidentemente è un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che c'era stata data. E ora allora, stiamo cercando di capire quali sono le intenzioni. Certo. Anche perché appunto molto è stato documentato dall'alto, molto abbiamo documentato noi, di fatto tutto. Adesso vediamo se va bene, se attraverso le immagini che noi abbiamo mostrato questa mattina molti hanno potuto capire che cosa sia successo. Un elicottero? Sentiamo anche l'audio. C'è un elicottero che sorvola piazza San Marco. Sì. Ferdinando, tra l'altro prima ti volevo dire che quando eravamo nei pressi poco fa abbiamo visto anche i due vaporetti, due dei 5 vaporetti danneggiati. Purtroppo non siamo riusciti a farveli vedere perché proprio nel momento in cui ci siamo collegati eravamo già ripartiti, ma comunque li abbiamo documentati, abbiamo la ripresa ed erano ancora lì ormeggiati in acqua, quasi uno sopra l'altro, e sono quei famosi vaporetti, uno dei quali... Come, Ferdinando? I due che sono affondati, giusto? No, uno di quelli che era addirittura uscito. Ah, ok, va bene. La cui foto, la cui immagini sono ed erano insomma si trovavano in acqua lì fermi, ovviamente in attesa della manutenzione. Allora, stiamo scendendo, Ferdinando. Sì. Vai Ilaria. Ecco, intanto scendiamo un attimo che abbiamo alcune questioni tecniche. Esatto, appunto, io infatti volevo lasciarvi tranquille in modo da poter risolvere questo. Qui ancora non avevamo fatto vedere questa immagine, le gondole distrutte dalla nottata di tempesta a Venezia. Guardate quante sono, immaginate il danno, costano una follia le gondole, sapete, sono cifre attorno ai 200-250 mila euro, poi non vorrei dire una castroneria, ma questo è quello che io ricordo, è una storia irripetibile, e quindi è bene sottolineare come anche questo sia un danno immenso per il patrimonio di questa città. Mentre consentiamo a Ilaria e Nicoletta di raggiungere San Marco insieme al governatore Zaia, vediamo questo servizio. Anna Maria? Il taxi gratuito, quindi quelle storie che vi abbiamo raccontato nelle storie, cioè il fatto che molti tassisti si siano messi a disposizione gratuitamente per soccorrere nel più dei casi le persone in difficoltà, aiutarle comunque negli spostamenti in questa lunga notte. Anna Maria. E oggi con la cosiddetta Acqua Granda è ripreso anche il servizio taxi con i tassisti che fanno dei trasporti davvero eccezionali e gratuiti. Chi non vanno, giustamente, e chiedono sempre taxi. Facciamo anche tanti servizi gratis comunque, ai veneziani li portiamo. Ah, ecco, state facendo servizio traghetto, diciamo? Sì, esatto. Gratuito, da che ora? Da questa mattina? Questa mattina, finché l'acqua non va giù, facciamo così, dai. Facciamo un piacere. Alla città? Esatto. Veneziani e città. Al servizio della città e della sua gente non soltanto i tassisti, ma tutti gli operatori che vi lavorano, portabagagli compresi. Ai residenti, se qualcuno ha bisogno, che chiami pure. Abbiamo anche condiviso questa cosa con i colleghi. Se qualcuno dovesse servire a qualche residente, faccia pure cenno dalle rive che cerchiamo di aiutarli.
Senta, la situazione più difficile che hai visionato fino adesso dove? Beh, sicuramente un po' per tutta la città, la zona di San Marco che è la parte più bassa, ma comunque è un po' dappertutto un disastro. Siamo disponibili, abbiamo aiutato anche i vigili del fuoco, hanno dato appoggio alla nostra sede qua a Piazzale Roma con carico, scarico, furgoni, lasciano i mezzi fino a stasera qua da noi, però niente di più, comunque noi siamo a disposizione. Ecco. Quindi anche voi vi mobilitate come volontari? Beh, siamo qua apposta, siamo qua. Allora, il sindaco di Caorle che dà alcuni aggiornamenti, non ho letto quello importante di prima, che con l'ordinanza a seguito delle precipitazioni, la sospensione della circolazione, questo è stato deciso sul tratto di strada Maranghetto, compresa l'intersezione con la provinciale, Iesolana e il ponte mobile, comunemente conosciuto come ponte Maranghetto, in quanto non risultante transitabile con le garanzie minime di sicurezza e di conservazione dei fondi e delle infrastrutture, quindi sospesa la circolazione sul ponte Maranghetto a Caorle. La notte dei social, come i social hanno raccontato quello che è successo questa notte a Venezia, tutti abbiamo iniziato a documentare grazie a questi video che erano tantissimi, li abbiamo rivisti anche nel corso di questa lunghissima diretta ormai tocca le 10 ore, vediamo. Io guarda quanto è alta l'acqua, guarda, qua dovrei mettere la mano. Non ho mai visto una roba del genere. È tutto uno. Luci saltate, acqua ovunque. Pontili, ma sarà oltre il metro e mezzo sul livello del mare. Devo cagarmi addosso, guarda, questa è via Garibaldi, ok? C'è un fiume, non riesco ad andare avanti, con 90 kg che so, non riesco ad andare avanti, sono nascosto qua in caetta. La notte più lunga di Venezia, vista attraverso i social che documentano praticamente in diretta la cronaca della devastazione provocata da una marea come non si vedeva dall'alluvione del 66, case con dentro 1 metro d'acqua che si insinuano dappertutto, oltrepassa paratie e barriere. Fuori il vento strappa vaporetti e motonavi dagli ormeggi. Ha rotto le cime? Non è che ha rotto le cime, la corda era troppo, cioè la briccola era troppo bassa. Vedi che E se 53 anni fa le foto dell'Acqua Granda erano poche, quasi tutte di professionisti, oggi in ogni angolo di Venezia si fotografa e si filma la devastazione, la rabbia, lo sconcerto di una città ancora una volta impotente davanti al disastro. Allora, questa è la notte social, intanto arriva una notizia che è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Venezia, Isole, Lido e Pellestrina anche per giovedì 14 novembre, quindi la giornata di domani. L'amministrazione ringrazia il corpo docente, le educatrici, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario che sta effettuando rilievi e sopralluoghi. Andiamo da Ilaria Marchiori e Nicoletta Rizzetto in piazza San Marco anche per avere una conferma. Che immagini sono queste? La diretta, allora andiamo pure da loro, quindi scuole chiuse anche nella giornata di domani. Ilaria, io ho visto Simone Venturini, l'assessore, non so se tu puoi avere conferma dall'amministrazione, ma insomma è un comunicato ufficiale, quindi scuole chiuse anche nella giornata di domani. Sì, Ferdinando, al momento non ho avuto modo di sentire l'assessore Venturini. No, si è interrotto il collegamento. Allora, avvertite che noi avevamo già avuto problemi anche con Filippo Fois, abbiamo documentato per primi la cripta insomma, questa mattina e lì purtroppo non prende, quindi non possiamo avventurarci più di tanto. Ditelo all'Ilaria e a Nicoletta, anche perché abbiamo bisogno insomma, del loro contributo, a meno che non decidiamo di spostarci con Filippo Fois in questo momento. Vi faccio vedere ancora da Lorenzo Maier un altro video che riguarda sempre Pellestrina, il cuore del problema. Sentiamolo. Porta del vento. Vale. Hai visto la visualizzazione che ha fatto il mio figlio, Luca? L'ha vista sì, 7.000 persone già. Che è guardare quello che ha fatto Luca ieri sera nel momento del punto. Guarda, quello che ha dice è che la laguna toccava la roba. Io che sarà arrivato a 7-8 mila visualizzazioni. Ma nel pontile abbiamo visto che si destaccava. Io già tiravo giù nel momento che il pontile si destaccava. Il pontile si trova in quella posizione. Poi ci sono quei due
se le pompe non fa questo effetto che qua non ne va più via. Non posso lavorare, non posso fare niente. La Maria quasi andava sotto fino alle camere, per i materassi che stai sotto, fatto vedere. Per i materassi. Quindi qua si arriva a livello della muretta, oltre al livello della muretta. Ma ti arriva a far conto dove che sei, è roba che avanti da porta, ti vedi? Dove io c'hai che avanti da porta, a 10 cm dai balconi. Molto chiaro adesso con il sole qualche tempo fa, nel primo pomeriggio, questo video da Pellestrina. Perché qua c'è un punto anche basso, non riesco a fare un cazzo. Tiro tutto, ma ormai è tutto pezzo. Quindi l'acqua ti entra anche per le finestre? Sì, sto arrivando. Guarda che dove viene arrivato, guarda che dove viene arrivato. C'è il segno ancora, perché ho ancora da levare, ancora a fare niente. Vedete il segno di dove è arrivata l'acqua? Lavatrice, mobili, asciugatrice, freezer, frigo, lavatrice, ma niente. La lavatrice è sotto filo blocco, sotto tutto lo blocco, perché ti vedi era quel segno. Mi faccio trovare l'acqua dentro tutto quanto lo blocco. Aspettiamo che riprenda la luce, speriamo. Qua addirittura la violenza, lo buttavo via, porta tutto a loro. Guarda le porte, guarda. Spaccavo tutto. Questo è il mare e quando si ingrossa nessuno lo ferma. Ecco la situazione. Ma tutto perché non funzionava le pompe, perché se funzionava le pompe questo disastro non sarebbe successo, bastava che avesse a funzionare le pompe. Ma da Noiate a Porto Secco perlomeno si arriva a 5 cm sopra e quindi a straripare tutto. Le pompe non serviva a niente. Secondo me si tenuto troppo bassi con le misure. Anche. Oh, chi mi ringraziare Giorgio adesso? È il governo? Il governo? È il governo del prima. Ma non c'entra niente il comune e neanche la regione, quasi lo Stato che deve tirare fuori i soldi. Guarda che io ho fatto qua, guarda. Eh sì. Chi mi dai scherzo? Adesso hanno detto della calamità naturale, vediamo quanti soldi ci daranno. Come 10 anni fa, esatto. Come 10 anni fa ti scordi che sono morti di... Dimmi. Vieni a vedere qua come che siamo messi. Oh, cioè, guarda, anche nel verano, contenta. Guarda. Dopo farci la vita ieri, guarda che roba. Guarda. Permesso. La lavatrice andava, forno andavo, andavo tutto. Ciao. Ciao. Guarda. Disastro. Senza corrente? Senza corrente, perché devi saltare tutti i tappi. Te spine da fuori. Anche sì, anche tutto, perso tutto. Io. Anche la macchina ho perso. E la moto del Fiore. Ma la macchina non ti aveva? Di Maria, dove che sei accesa, in fondo, a me a sollevare, a me a girare. Mi già visto dove mi si carica qua, io mi sa. Sono entrato a così. Allora avete visto questo lungo reportage da Pellestrina che ci ha consentito di mostrare un altro angolo dell'isola in ginocchio e si sono attivati, l'avete visto, in tantissimi proprio per raccontare quello che è successo. Torniamo a Sant'Elena, come diceva questa mattina il nostro direttore durante la straordinaria, Luigi Baccialli. Vediamo se riesco adesso a farvi vedere di nuovo questo video, che è uno dei punti che visivamente ci ricorda quanto accaduto un anno fa sull'onda di Vaia, diciamo, con tanti alberi al suolo e poi quei vaporetti finiti
sott'acqua, ed eccoli in queste immagini che citava poco fa Ilaria Marchiori a bordo del motoscafo che le ha portate a San Marco. Dunque vediamo, perché appunto non so se ci possiamo ricollegare con Ilaria o Filippo, fatemi sapere, ma lì a San Marco prende molto male la linea e quindi non riusciamo a darvi ulteriori informazioni e farvi vedere altro. È vero che, lo avete visto e sentito, le scuole resteranno chiuse anche domani, anche a Venezia, oltre che nelle isole, come detto poco fa. La decisione alla fine è stata presa, si sta pensando per esempio anche per l'area della montagna in vista di venerdì, e questa sarà una decisione che prenderanno nelle prossime ore. Questi sono due piccoli vaporetti, come dicevamo, che sono affondati. Non so se addirittura 3 in effetti poi da queste immagini, e sono i 3 di cui si è parlato, oltre ai 2 appunto spostati sulla riva e che abbiamo seguito in diretta questa mattina nel loro ricollocarsi in acqua. Approdo sospeso causa danni Altamarea, servizio periodo San Nicolò Giardini, vedete, eccoli qua gli alberi al suolo, come già mostrato questa mattina. Io non so se poi Fabri tu riesci a recuperare anche le immagini dell'interno della Basilica, non dico quelle in diretta di Ilaria, se fosse possibile ci collegheremmo con lei, ma quelle girate da Filippo Fois, le prime che abbiamo mostrato, qui addirittura una barca catapultata lì e poi travolta da un albero. Guardate che immagine incredibile, questa ce l'eravamo persa, quindi prima sbalzata dall'acqua alla terraferma, alla terra del centro storico, e poi travolta da un albero. Qui anche il palo della videosorveglianza di Venezia, che è stato travolto dalla vegetazione. Ancora le immagini dei danni, li vedete qui. Mentre siamo in attesa di avere novità, il Premier Conte in arrivo, ed eccola la Basilica di San Marco nelle immagini girate da Sandro Ponchio insieme a Filippo Fois questa mattina. Allora, e poi ancora il momento in cui scusate, ma è arrivato il commento geniale, l'unico, ma ce ne voleva uno geniale nella giornata di oggi e merita di essere letto. Scusate, ma state facendo un servizio TV troppo catastrofico. Allora adesso dovremo spiegare alla signora che cosa è successo, perché evidentemente non se n'è accorta. Scusate, ma state facendo un servizio in TV troppo catastrofico. Guardate le foto e video che ho appena pubblicato su Venezia Eventi, non so cosa sia, adesso vedremo. Vabbè, evidentemente non si è resa conto di cosa è successo a Venezia nella notte. L'unica, ma d'altronde qualcuno probabilmente doveva esserci di questi. Allora, mi dite qualcosa? Possiamo andare da Ilaria Marchiori? Fois? Neanche? Allora, attendiamo qualche istante. Volevo riproporvi il live di questo momento degli amici di Local Team e credo che sia aeroporto Roma Ciampino. Cosa vuol dire? Che è il decollo solo adesso? No. Il rientro dei 5 militari feriti in Iraq, non c'entra niente, credevo fosse la partenza di Giuseppe Conte, che allora il ritardo sarebbe stato veramente molto. Poveri ragazzi feriti in Iraq. Queste ancora le immagini.
le immagini di questa mattina di Filippo Fois. Questa invece torniamo sul local team. Mi dite, Nicola, cosa possiamo far vedere ancora? Perché se no devo staccare le immagini. Ovviamente io attendo da voi informazioni. Queste sono in diretta? Fois tra 2 minuti, perché è davanti a Capesaro, ci ha fatto sapere, però ora sentiremo dalla sua voce. Volevo solo, per chiudere la polemica con la signora Maria, unica che non si è resa conto di quello che è successo, dice di essere stata a Venezia stamattina, ma anche noi c'eravamo stanotte, e vorrei farle notare che evidentemente si è trovato una condizione quasi normale a merito del lavoro che è stato fatto in queste ore, non solo dagli uomini dei soccorsi ma dai veneti. Ecco, forse non si è accorta che è tutto chiuso e questo è un danno immenso per i commercianti e i ristoratori, però insomma l'aiutiamo nel capire cosa è successo. Allora, Filippo Ok, allora appunto vediamo così facciamo seguito a quello che stavamo citando adesso prima di andare a Filippo Fois. I danni ai ristoranti, tutto da buttare, come abbiamo visto nei negozi, come abbiamo visto nelle librerie, tutto quello che abbiamo documentato stamattina, ora ai ristoranti. Possiamo venire a vedere com'è la situazione dietro? Sì. Possiamo venire? Ci accompagni tu? Sì, no, si può andare. È tutto intriso d'acqua. Ieri anche sta questo frigo qua era Sì, si era alzato. Sì. E adesso tutto le cibarie, cose da mangiare, tutto da buttare. Sì, tutto buttiamo via adesso. Dopo vediamo come sistema il frigo, ripariamo o cambiamo per riparare. E in cucina? Si può entrare? Cucina? Che bisogna stare attenti anche a non scivolare. Ecco. Cucina è un disastro. Vediamo già alzato ieri, però è arrivato già sopra motori. Se arrivano sotto i motori vuol dire che il frigo non si può salvare. Perché sì, era 30 cm l'acqua, mezzo metro. 1,90? No, qui dentro. Qua dentro è arrivato penso fino qua, questo punto qua. Sì, più di 40 cm quindi. Non si può fare niente. Anche l'anno scorso così no, l'anno scorso così, però quest'anno è un po' più forte dell'anno scorso. Però niente da fare, vediamo. Aspettiamo, finisce quando arriva il sole. L'anno scorso è andato via marea, è arrivato il sole, facciamo pulizia, lasciamo solo il sole e possiamo ripartire il lavoro. Allora è così nel servizio. Allora, qui continuiamo a vedere le immagini dei momenti di maggiore difficoltà. L'acqua adesso è scesa, si attende un nuovo picco, lo sapete, in serata, ma adesso cerco di darvi dei dati aggiornati rispetto al centro mare, quello che comunica. Vediamo alle 17:14 sono 30 cm, ora niente, sono attesi 120 alle 23:35. E sono diventati 140 invece per venerdì, cioè 130 un picco, 140 l'altro, quindi quello comunque continua a destare un po' di preoccupazione. Abbiamo Filippo? Non ancora. Vabbè, allora qualcuno al telefono, fatemi sapere. Nicola, dimmi che cosa possiamo mostrare ancora che non è stato visto da noi, anche perché c'è il patriarca, chiaramente si sta per fare buio anche, quindi renderà tutto più difficile anche l'arrivo del Premier Conte, che dovrebbe essere, era previsto alle 4 secondo indiscrezioni, poi in realtà si era detto sempre alle 5, ma se siamo in piazza San Marco
con chi lo deve accogliere di fatto, cioè il governatore Luca Zaia, immaginiamo, e il comandante dei Vigili del Fuoco, il capo della Protezione Civile Borrelli, insomma, quindi evidentemente ancora qualche minuto di attesa c'è. Alle 18:30 poi riprenderemo normalmente con i nostri telegiornali che dedicheranno la stragrande maggioranza di questa diretta ulteriore all'emergenza di Venezia. Qualcuno ci chiede giustamente, e solo adesso riusciamo a vedere alcuni commenti in più, se c'è un numero per aiutare Venezia, quindi uno di quei numeri di SMS per contribuire alla ricostruzione della parte danneggiata. Filippo, dove sei adesso? Dunque siamo a San Stae e alle mie spalle, naturalmente alla mia destra c'è il Canal Grande inconfondibile, alle mie spalle non è in realtà questo palazzo, è quello dopo, è Capesaro, che come tutti i palazzi storici veneziani ha l'ingresso principale sul Canal Grande, mentre l'ingresso, quello dei visitatori, si trova su una calletta dove siamo appena stati, ma abbiamo voluto scegliere un fondale un po' più scenografico per questo collegamento. Come avevamo anticipato, l'emergenza a Capesaro è rientrata. Noi abbiamo trovato il museo che non presentava naturalmente dall'esterno niente, non è rimasto più nessuno, abbiamo incontrato solamente una guardia giurata, non si vede alcun segno almeno dall'esterno di danno. Come ci aveva detto la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, si è trattato quindi dell'incendio di un quadro elettrico che si trova al piano terra, che poi è stato domato prontamente grazie a un vigile che si trovava sul posto, per cui da questo punto di vista, per quanti avessero temuto che il patrimonio artistico che si trova custodito all'interno di Capesaro, che lo ricordiamo è un museo di arte contemporanea, fosse stato in un qualche modo toccato dalle fiamme, sentiamo di rassicurare, fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo. Certo c'è stato un problema per la zona, perché l'incendio del quadro elettrico forse è stata tra le cause di un blackout che ha colpito questa zona, un blackout molto lungo, cominciato più o meno in contemporanea con l'incendio, siamo attorno alle 21:30-22 di ieri sera, che è poi proseguito fino alle 13, per cui per più di 15 ore molte famiglie qui sono rimaste senza energia elettrica. Tra l'altro alle mie spalle è appena passata un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco. Gli interventi da fare ancora ci sono, però le cose più urgenti sono state sbrigate. Come vedete poi più o meno anche alle mie spalle il traffico sul Canal Grande è sostanzialmente ritornato regolare. Per tutta la giornata vi abbiamo raccontato uno scenario surreale nel quale una città vivace come Venezia, che come sapete non ha solo abitanti ma anche tanti turisti, di colpo si era spopolata. I negozi certo sono rimasti quasi tutti chiusi, soprattutto i bar e i ristoranti, non c'era però nessuno nei canali, e adesso invece è ripreso il normale traffico sia di vaporetti che di motoscafi, soprattutto tanti taxi sono quelli che vediamo passare. Sì, Filippo. Ferdi? Sì, no, ti sentiamo. Sai cosa? Eccoci. Giustamente ci domandavano, in effetti ok, noi perfetto. appena riusciamo a ricollegarci con Piazza San Marco, e magari se Ilaria è ancora in compagnia del governatore Luca Zaia in attesa dell'arrivo del Premier Conte con il ministro De Micheli per le infrastrutture, se mai non se ne è discusso oggi in conferenza stampa, si dovesse introdurre l'idea del numero di SMS per la solidarietà per Venezia, per contribuire alla ricostruzione delle parti danneggiate. Certo. E Brugnaro però ha detto una cosa importante, che non è quello che c'è oggi, è quello che si vedrà col tempo, no? Tu Filippo sai molto bene anche per la Basilica di San Marco cosa vuol dire, cioè i danni si vedono poi alla lunga anche, no? Esatto, non è un terremoto, amano ripetere alla Basilica di San Marco, vale a dire un danno dei quali si vedono immediatamente gli effetti. Per quello che riguarda invece l'acqua, perché uno potrebbe pensare, ma che male può fare se entra un po' d'acqua per un paio d'ore, però si tratta di acqua salata, e di quest'acqua salata si imbevono i mattoni, perché al di là del marmo, per esempio la Basilica di San Marco è fatta di mattoni. L'acqua passa ma il sale rimane, e il sale poi curiosamente sale,
scusate il gioco di parole, e nel caso della Basilica di San Marco, quindi poi va a attaccare i marmi e addirittura in alcuni casi anche parte dei mosaici, per cui si tratta di danni che si vedono sulla lunga distanza, è anche difficile calcolarli, quantificarli, ma si tratta di cose veramente molto gravi per un equilibrio così fragile, per un'opera d'arte che ha diversi secoli di vita e che quindi naturalmente vive di un equilibrio molto fragile. Sì. Va bene Filippo, grazie, torniamo da te tra poco. L'ultima pubblicità in attesa appunto dell'arrivo del Premier, di ricollegarci con Piazza San Marco, vediamo.